ritrovati a tutti voi. Domenica 13 giugno, Sant'Antonio, siamo in diretta dall'alba di questa mattina su Rete Veneta per seguire il passaggio, il transito della reliquia del Santo da Venezia a Padova. Un'intera troupe sta seguendo e tra poco ci collegheremo con loro in diretta. Ferdinando Avarino, Filippo Fois, Ilaria Marchiori, tantissimi colleghi sul posto per seguire questo momento eccezionale che ricorderete lo scorso anno proprio a causa della pandemia abbiamo sempre seguito in diretta, ma la reliquia del Santo è volata sopra le teste di tutte le genti del Veneto, proprio trasportata in elicottero, e anche lì eravamo con le nostre telecamere per seguire questo momento importantissimo in diretta. Quindi tra poco in collegamento con Ferdinando Avarino e Filippo Fois, ma la nostra edizione straordinaria è comunque ricca di contenuti. Ci collegheremo con Francesco Benazzi, direttore generale dell'ULSS 2, per capire che cosa accadrà ora che di fatto è stato deciso che chi ha avuto il primo richiamo con il vaccino AstraZeneca ma ha meno di 60 anni dovrà fare la seconda dose con un altro vaccino, dunque Pfizer oppure Moderna. E poi cercheremo anche di capire tutte le disdette che stanno arrivando ai centralini del CUP, perché le persone stanno andando in vacanza e dunque vogliono far slittare il richiamo. Ebbene sì, sta accadendo anche questo. Poi avremo qui in studio con noi Tiziano Bosco dei panificatori dell'Ascom, loro i panificatori che insieme a tante altre persone del mondo del commercio e dell'alimentare non si sono mai fermate, quindi in questi 2 anni di pandemia hanno sempre lavorato. Come è cambiato il loro lavoro? Poi parleremo di infermieri, carenza di infermieri nelle RSA, e poi in chiusura parleremo anche di tutto il settore che riguarda la disabilità. Ma in apertura voi intanto fatemi sapere quando posso collegarmi con Ferdinando Avarino, che vado subito da lui, altrimenti vi do questa notizia. C'è stato un mortale questa notte, siamo in zona Canovera alle 4:10 di domenica mattina. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Pagliaga, incrocio con via Triestina, località appunto Canoghera, Mestre, per lo scontro tra 2 auto. Una persona è deceduta, ci sono 2 feriti. I vigili del fuoco sono intervenuti dalla sede locale, hanno messo in sicurezza i mezzi e liberato un 74enne. Purtroppo, nonostante i soccorsi, il medico ha dovuto dichiararne la morte. La vittima si chiamava Pier Giorgio Borga, aveva 74 anni ed era di San Donà di Piave. La polizia locale ha eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un paio d'ore. Poi c'è un'altra notizia che invece riguarda un'operazione dei carabinieri di Castelfranco Veneto, che hanno tratto in arresto in flagranza di reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione una cittadina cinese di 47 anni pregiudicata del luogo indagata. Veniva bloccata dai militari operanti all'interno del centro massaggi sito a Fonte in via Gandola, da lei direttamente gestito, e dopo aver appunto trovato un uomo che stava consegnando alla donna circa 1.000 euro in contanti, hanno messo i sigilli appunto a questo centro massaggi in cui di fatto si praticava anche la prostituzione. Allora, come vi avevo già annunciato, Francesco Benazzi con noi, direttore generale dell'ULSS 2, eccolo, è già collegato. Direttore, buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi, buongiorno a lei. È l'appuntamento della domenica, diamo l'aggiornamento ai trevigiani un po' della situazione e raccontiamo le ultime novità. La più importante forse è questa: come vi state riorganizzando con le nuove direttive sul vaccino AstraZeneca. Il richiamo non si può più fare ai soggetti under 60. È caos? No, assolutamente, per fortuna non è caos. La Regione ci ha fornito 5.000 dosi di Moderna, noi abbiamo 3.340 persone under 60 che ovviamente dovranno fare la seconda dose con vaccino Moderna o Pfizer, per cui il problema è controllato. Abbiamo chiamato l'altro ieri le persone appunto per sospendere la seconda dose gli under 60, e poi sono stati richiamati appunto per dire loro che il vaccino c'era e quindi potevano venire a fare la vaccinazione. Teniamo anche conto che invece il vaccino va bene per il richiamo per gli over 60, chiaramente perché il rischio e il beneficio di evitare il Covid è favorevole ovviamente al fatto di vaccinarsi con AstraZeneca.
Senta, ma ci può raccontare un po' che aria si respira in questo senso? Perché c'è tantissima popolazione che ormai con AstraZeneca è stata vaccinata, stiamo parlando ad esempio della maggior parte degli insegnanti, sono stati i primi, no? I famosi soggetti che dovevano avere una priorità vaccinati con AstraZeneca. Lei crede che questo cambio di passo di fatto che arriva da EMA possa aver creato scompiglio? Sicuramente qualsiasi notizia che viene diffusa relativamente anche a un blocco di qualche lotto di vaccino, come è successo, Sì. oppure una differenziazione tra ovviamente over 60 e under 60, crea indubbiamente come dire, dei dubbi nelle persone. Ma volevo dire a tutte le persone: state effettivamente tranquilli, perché sono, a prescindere da episodi importanti però che ci sono anche stati, ma che però vanno visti alla radice, perché magari queste persone, come si pensa, avevano delle patologie già loro importanti che potevano avere avuto quindi qualche reazione con il vaccino. Per il resto effettivamente il vaccino ci protegge dal Covid, il vaccino ci aiuta a non andare in rianimazione al Covid. Lo dico in rianimazione per il Covid, lo dico a tutti, perché guardate, adesso ancora purtroppo abbiamo una persona in rianimazione a Treviso, e questa persona è un 39enne chiaramente non vaccinato che ha contratto il Covid-19. Quindi la vaccinazione veramente ci aiuta a superare queste situazioni, per cui non dobbiamo andare assolutamente in panico, in confusione, perché le linee guida adesso sono chiare, l'EMA si è pronunciato, l'AIFA si è pronunciata, per cui io sarei estremamente tranquillo rispetto a questo. Anche Johnson & Johnson è confermato per gli over 60? Sì, è stato confermato anche questo per gli over 60, perché è un'unica dose e quindi diciamo sarà fatto solo per gli over 60. Senta direttore, ci raccontava lei che state vedendo tante telefonate al CUP di persone che disdicono perché magari la seconda dose vogliono spostarla perché devono andare in vacanza. È corretto questo? Cioè, guardi, allora noi cerchiamo nei limiti del possibile di aiutare le persone, perché ci rendiamo conto che tutti arrivano da un periodo difficilissimo, per cui se possiamo aiutare le persone a fare la seconda dose prima di andare in vacanza, se è ovviamente all'interno di quel range che è previsto ovviamente dalle linee guida, dalle indicazioni, lo facciamo volentieri. Come ovviamente lo faranno, immagino, altre regioni dove qualcuno va in vacanza e cade giusto per fare la seconda dose. Quindi credo che sia una cosa che stiamo facendo, e call center abbiamo ormai circa 4 telefonate su 10 che ci chiedono, 4-5 telefonate su 10 che ci chiedono questo. Noi cerchiamo appunto di aiutare le persone e fare in modo di garantire loro la seconda dose, se possibile, prima della partenza. Però questa seconda dose, cioè forse la vacanza doveva essere fissata a partire dalla seconda dose, no? Immaginiamo che il vaccino è tanto atteso, forse prenotare le vacanze si potevano far slittare di qualche giorno, visto che le prenotazioni si stanno facendo ora, perché ora sappiamo che serve il Green Pass e che possiamo andare in vacanza. Certo, sì, credo anch'io, assolutamente sì, però le devo anche dire che è comprensibile in questo momento così di confusione che c'è stato, perché prima il Green Pass non si sapeva, poi è stato messo giustamente, è stata messa come indicazione l'obbligo di avere il Green Pass, quindi credo che qualcuno evidentemente abbia prenotato le vacanze a prescindere da questo. Come le dicevo, se possiamo, noi assolutamente veniamo incontro alle persone. Senta, parliamo di adolescenti, direttore. Ci sono già dei numeri, non specifici ovviamente, ma magari qualche percentuale che possiamo dare legata ai giovanissimi, visto che insomma è finita la scuola, anche i ragazzi vorranno andare in vacanza, soprattutto immagino quelli che poi avranno la maturità o quelli che a settembre poi dovranno tornare sui banchi di scuola e hanno vissuto questo anno pesantissimo. Come le sembra che stia andando? No, sta andando molto bene, guardi, noi abbiamo una copertura over 12, quindi da 12 fino a oltre i 100 anni, ormai del 50,3%, quindi si stanno vaccinando tantissimo i giovani, e gli over 12 fino a 16 siamo intorno ormai al 29-30%, per cui abbiamo
come dire, c'è una buona risposta da parte dei giovani. Noi speriamo che arrivi tanto vaccino come ci hanno detto, perché così potremo aprire ulteriori slot anche magari in tempi brevi per poter vaccinare il più presto possibile i ragazzi. Verosimilmente, secondo lei, adesso si parla tanto di variante Delta, ci sono dei casi anche nel milanese. Intanto ci può raccontare che cosa sappiamo di questa variante Delta e lei come ritiene che potrà essere realizzata questa nuova campagna con la terza dose? Beh, guardi, sulla campagna della terza dose ancora non abbiamo indicazioni, non mi permetto ovviamente né di dire cose che dopo possono essere tranquillamente ovviamente smentite da linee guida o comunque da indicazioni che vengono date dal CTS e dalla Regione Veneto, quindi noi siamo in attesa, se ci sarà siamo pronti, abbiamo gli hub vaccinali, quindi non ci sono problemi. Per quanto riguarda le varianti, la variante soprattutto diciamo la variante inglese, la variante brasiliana, adesso la variante indiana eccetera, devo dire che grazie alla vaccinazione e il contact tracing, che è molto come dire veloce oggi, perché per fortuna abbiamo pochissimi casi, quindi abbiamo un contact tracing che riesce a individuare velocemente i focolai e isolarli e mettere in quarantena, che ricordo a tutti oggi è di 10 giorni, in modo tale da evitare la diffusione del virus. Questo stiamo facendo, lo abbiamo già fatto, ma quello che è sicuro è che chi si vaccina non si ammala in modo pesante da arrivare in ospedale o addirittura di andare in terapia intensiva. Quindi la vaccinazione di fatto è la cosa che ci immunizza sostanzialmente dal virus. Senta, stiamo vedendo e stiamo raccontando di questi primi weekend, un Veneto in zona bianca, le persone che, insomma, come anche ha ammesso lei, hanno voglia e bisogno di staccare dopo questo periodo così difficile, e stiamo vedendo anche, insomma, scene di grande libertà, chi va al mare toglie la mascherina. Non è sempre facile riuscire a utilizzare i dispositivi di sicurezza, quelli i primi, no? Che ormai abbiamo imparato a conoscere. Che cosa si sente di dire a queste persone che potrebbero abbassare la guardia, soprattutto quando insomma vanno in vacanza? Ma che dobbiamo intanto in primo luogo come dire godere di questo beneficio che abbiamo di poter uscire, di poter essere liberi, e questo è un grande risultato che abbiamo ottenuto con un lavoro forte di tutta la squadra regionale e che ovviamente si ha soprattutto grazie al vaccino e alle vaccinazioni così importanti. Dico questo che nei limiti, e chiaramente siamo in estate, caldo eccetera, nei limiti del possibile di utilizzare sempre la mascherina. Ovviamente è chiaro che quando uno passeggia in spiaggia con 30 gradi, come oggi 30 gradi, credo sia un po' difficile, ecco. Però ecco, l'accortezza di non usare il medesimo bicchiere quando si va ai chioschi a bere, oppure si va al bar in compagnia di altri amici, di quando siamo al bar in luogo chiuso, di mantenere ormai quella distanza, e si può fare di 1 metro, quindi di non ovviamente ridurre questa distanza, che quando siamo in ambienti chiusi e non siamo seduti, di utilizzare la mascherina e soprattutto il lavaggio delle mani. Il lavaggio delle mani che è fondamentale per la trasmissione del virus. Da lunedì partono le farmacie, non hanno aderito tutti, cosa ci dobbiamo aspettare? Nuovi hub all'interno delle farmacie? Guardi, le farmacie sono utilissime in questa logica, poi soprattutto credo anche per fare il richiamo, se ci sarà e quando ci sarà, e come sono utili i medici di famiglia per ovviamente partecipare a questa campagna vaccinale. Credo che i farmacisti stanno facendo oggi nei nostri centri vaccinali il percorso di training, cioè quindi di conoscenza di come avvengono le varie fasi delle vaccinazioni, ovviamente la presa in carico del paziente, l'anamnesi, l'aspirazione della dose e dall'iniezione, e ovviamente poi delle reazioni eccetera eccetera, quindi cosa devono dire all'utente nel momento in cui viene fatta la vaccinazione, di stare attento se si gonfia il braccio, di vedere se per caso compare la febbre, queste cose basilari che dovranno essere ovviamente attuate anche dalle farmacie. Per il resto credo che sia... Ci sono i vaccini per i farmacisti, direttore? Sì, la regione che sta ovviamente organizzando anche per noi questa distribuzione,
tramite i grossisti, che poi noi daremo il vaccino ai grossisti, i quali poi lo porteranno alle singole farmacie. Ecco, quindi credo che entro la prossima settimana o i primi di quella dopo noi potremo essere veramente operativi, cioè le farmacie potranno essere veramente operative per fare la vaccinazione anche loro con Moderna o Pfizer, a seconda credo Moderna, e soprattutto negli over 60 con Johnson & Johnson. Senta, la lascio andare. L'ultima battuta è questa, direttore. Possiamo dire che stia arrivando la quiete dopo la tempesta? Diciamo di sì, è stata una tempesta lunga che ovviamente noi speravamo non fosse così lunga. Sì, sta arrivando la quiete dopo la tempesta, ma questa quiete, come diceva giustamente lei, dipende anche da noi, dai nostri comportamenti. Abbiamo visto l'estate scorsa che comportamenti scorretti, è vero, non c'era la vaccinazione, ci hanno portato ovviamente a un ritorno del Covid-19, a una nuova ondata. Comportiamoci bene dove è possibile, dove riusciamo a farlo, usando le misure di sicurezza. Io sono convinto che stavolta usciremo veramente da questo inferno. Grazie Francesco Venanzi, direttore generale dell'ULSS-2. Buona domenica, arrivederci direttore. Anche a voi, grazie. Allora, io prima di passare al nostro prossimo ospite, Walter De Cassan, vicepresidente di Federalberghi, poi lui ha in capo tutta la zona, diciamo, dolomitica, quindi andremo in montagna. Vi facciamo ascoltare un servizio, l'intervista all'assessore al turismo Federico Caner, che parla di prenotazioni. Cerchiamo un po' insieme di capire com'è l'andamento, come potrebbe essere l'andamento di questa estate. Ci sono già le code qui lungo la Treviso Mare, code anche per andare in montagna, e questo è decisamente un buon segnale. Allora chiedo alla regia di far vedere il servizio turismo Caner e poi andremo direttamente a collegarci con Walter De Cassan. Noi abbiamo le prenotazioni che a luglio e agosto in certe situazioni vanno anche all'80% di prenotazione dei posti a disposizione. Dati più che confortanti per la prima fonte economica del Veneto, soprattutto considerando quello che preannunciavano molti analisti del settore. Quando tutti dicevano che ci sarebbero voluti 3-4 anni per la ripresa turistica, io dissi che sicuramente per tornare agli anni record del 2019 qualche anno magari ci vuole, ma non sicuramente per la ripresa turistica. Richieste a tutti i livelli. C'è tanta richiesta di turismo veneto, nazionale ma anche internazionale, quindi abbiamo un giugno ancora un po' ballerino, anche per effetto di questo Green Pass che deve ancora uscire in maniera, diciamo, ufficiale, anche se ufficiosamente è già stato definito, però luglio e agosto già le prenotazioni fioccano ovunque. E l'altro dato più che confortante arriva dall'estero per il nostro litorale. C'è tanta voglia di mare, quindi noi vediamo tanti austriaci, tedeschi o delle famiglie norvegesi che arrivano direttamente in auto e che vogliono venire nel nostro litorale. Tiene comunque la montagna, l'anno scorso vera protagonista delle ferie, mentre infine c'è attesa per città d'arte e siti particolari come le colline UNESCO. Ci sono delle aree, delle zone che tirano di più rispetto ad altre, però anche le colline di Conegliano e Valdobbiadene, quindi vedrete che anche qui avremo delle grandi soddisfazioni a breve. Eccoci con Federalberghi in collegamento, l'abbiamo cercato un po' all'ultimo oggi. Buongiorno Walter, grazie per essere con noi. Grazie a lei, buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Allora, voi dovete sapere che l'abbiamo contattato davvero all'ultimo perché pare che nel prossimo decreto il Green Pass inizi a prendere forma e non sarà utile soltanto per uscire dall'Italia oppure per sposarsi, ma potrebbe essere utile anche per andare in albergo, per andare al ristorante. E chi dovrà verificare se il cliente è in regola, quindi con il Green Pass? Purtroppo probabilmente il titolare dell'albergo, il titolare del ristorante. Allora Walter, intanto ha qualche notizia in più di noi? Ma francamente non ho ancora, sulla questione Green Pass sono abbastanza ignaro di dettagli. È chiaro che se ci fosse una sorta di responsabilità dell'albergatore o del ristoratore, la cosa potrebbe essere un po' più complicata. Dovrebbe essere una questione principalmente, come spesso anche per altre questioni, sto pensando ad un viaggio aereo per esempio, in cui chiedono esclusivamente un'autocertificazione del proprio stato di salute o di vaccinazione.
Sì. Quindi potrebbe essere utile però per voi sapere che esiste questo limite per poter accogliere un cliente, quindi di fatto è già sapere che questo cliente ha il Green Pass, quindi ha contratto il Covid negli ultimi 6 mesi, si è vaccinato oppure ha fatto un tampone, potrebbe essere per voi cosa buona perché sapete che state accogliendo una persona che non porterà contagio, oppure potrebbe disincentivare secondo lei l'arrivo di nuovi clienti? Ma qui andiamo purtroppo sulle tante teste e tante idee. È chiaro, per me avere un cliente del quale ho la certezza che non mi porta il virus in albergo sarebbe una garanzia totale. Però purtroppo sappiamo benissimo com'è il modo di pensare di qualcuno, di varie cose. I social poi ci mettono del loro per complicare la situazione. Chiaro, io personalmente, io sono mezzo vaccinato, ho fatto la prima dose a fine del mese scorso, adesso il 1° luglio farò la seconda. È chiaro che io orgogliosamente, se dovessi andare da qualche parte, porterei con me il mio certificato di vaccinazione dicendo: io signori, attenzione, perché col vaccino uno non si ammala ma potrebbe, e ribadisco potrebbe, essere contagioso. Però perlomeno so che, vista dalla mia parte, so che io non posso prendermi il Covid se ho in casa un cliente potenzialmente contagioso. Quindi potrebbe, diciamo, essere uno scenario fattibile. Forse quello che può mettere in difficoltà è la gestione, no? Cioè nel caso poi diventasse una regola messa nero su bianco all'interno di un decreto e voi potreste dovervi trovare a rifiutare un cliente che non ha il Green Pass. Certamente noi potremmo, e usiamo sempre il condizionale, perché la questione ancora non è certa, noi potremmo effettivamente rifiutare un cliente nel nostro albergo, nel nostro ristorante. Chiaro, ora attendiamo un po' gli sviluppi per capire quale evoluzione avrà la normativa, però ripeto, sicuramente il Green Pass può rappresentare a mio parere un plus in più. Perché quest'anno rispetto all'estate del 2020 forse c'è un po' più di consapevolezza di quello che è il Covid. L'anno scorso alla fin fine era una grande e pericolosa novità. Quest'anno forse c'è un po' più di consapevolezza, anche perché naturalmente più gente l'ha preso, più gente sa quali problematiche porta anche a medio e lungo termine, e quindi potremmo avere una maggiore sicurezza e dare maggiori garanzie anche noi. Lo scorso anno si diceva che forse i turisti avrebbero potuto preferire la montagna rispetto al mare per gli ampi spazi, perché appunto la montagna permette, no, una libertà diversa rispetto ad una spiaggia dove, insomma, volenti o nolenti si sta accanto ad un vicino che non si conosce con l'ombrellone. Trova riscontro in questo sulle prenotazioni che stanno arrivando per la montagna? Ah sì, su luglio e agosto siamo, e qui mi ricollego a quanto detto dall'assessore Caner poc'anzi, sì, su luglio e agosto non siamo messi male, è purtroppo ancora giugno e settembre che c'è ancora un po' di calma, forse c'è ancora un momento di attesa, anche quest'anno naturalmente andremo molto sul last minute, specialmente su certi periodi. Su luglio e agosto magari no, perché c'è la corsa alla vacanza, diciamo. Però su giugno e settembre c'è ancora un po' di calma e tranquillità. Chiaro, come diceva l'assessore prima, tornare ai livelli del 2019 ci vorrà molto tempo, perché come già dissi io l'anno scorso, chi lavorava storicamente con italiani nella stagione 2020 ha lavorato molto bene. Il problema della scorsa stagione, ma anche di quest'anno, però in misura minore, purtroppo sono gli stranieri.
Certo, certo. Perché anche la scorsa estate l'aumento di italiani non ha compensato quello che è stato il fortissimo calo degli stranieri. E quello è, insomma, poi gli stranieri spendono anche, no? Nel senso che si concedono molto quando vanno in vacanza e magari fanno delle vacanze un po' più ricche, magari per assaggiare il cibo italiano. Sì, non è detto questo, perché abbiamo l'italiano spendaccione e l'italiano tirchio come abbiamo lo straniero spendaccione e lo straniero tirchio. Non possiamo generalizzare. No, assolutamente no, ci mancherebbe altro. Senta, ultimissima battuta, quindi lei ci ha detto una cosa interessante, Green Pass sì, potrebbe essere un surplus, cioè a patto che non vengano dati nuovi oneri, no, in capo alla vostra categoria. Esatto, purtroppo il problema, ma questo non è solo un problema di Green Pass, il problema dell'Italia è sempre quello della burocrazia. Cioè, abbiamo spesso degli adempimenti burocratici pesanti da sistemare, quindi frenano spesso certe cose. Chiaro, se il Green Pass, se il cliente una settimana, 2 giorni prima di arrivare mi invia una mail dicendo: guarda, io ho fatto il tampone o farò il tampone domani o l'ho fatto stamattina, oppure sono vaccinato, oppure ho preso il Covid negli ultimi 6 mesi, siamo a posto. La questione è presto risolta. Quindi il Green Pass, certo, quindi il Green Pass piace. Grazie a Walter De Cassano, la lasciamo anche lei alla sua domenica e grazie ancora per essersi collegato un po' all'ultimo con noi e aver risposto alla nostra chiamata. Buona domenica. Altrettanto a lei, buon lavoro e grazie a tutti. Arrivederci. Allora noi con le immagini andiamo subito, eccoci qua, stiamo entrando al Santo, me lo confermate, poi tra pochissimo ci collegheremo con Ferdinando Avrino, Filippo Fois, immagini sono un po' buie ma il patriarca Moraglia è arrivato a Padova, eccoci qua, sta entrando la reliquia del Santo, è partita da Venezia, questa mattina all'alba eravamo collegati, c'è anche il sindaco Luigi Brugnaro, il patriarca Francesco Moraglia, vedete sta entrando, la stanno portando, ha viaggiato in macchina fino a qui, scortata dai carabinieri, il patriarca Moraglia sale sull'altare. C'è anche padre Oliviero Svanera. Pochissimo inizierà la celebrazione, abbiamo visto la messa prima alla Basilica della Salute, da dove è partita la reliquia del Santo, ora invece una nuova celebrazione proprio al Sant'Antonio di Padova. Vi ricordo oggi 13 giugno, Sant'Antonio, patrono di Padova, ma patrono a cui anche Venezia si è affidata nei momenti di difficoltà. Allora eccoli qui, ci sono ovviamente tutte le autorità più grandi, autorità militari, autorità civili ad accogliere la reliquia del Santo, questa giornata così importante, finalmente per la prima volta si può fare in presenza e la reliquia del Santo è transitata attraverso gli ospedali del Veneziano, si è fermata a Mestre, all'Angelo di Mestre e poi ancora ad Olo e così sarà anche nel pomeriggio. Lo scorso anno in elicottero aveva sorvolato tutti i luoghi più sensibili del Veneto per poi atterrare, pensate, proprio all'ospedale di Schiavonia, il primo ospedale Covid di tutto il Veneto e noi ovviamente abbiamo seguito l'intera cerimonia in diretta. Andiamo in pubblicità, sì, pubblicità e poi torneremo con le immagini, con le parole, ancora con i nostri ospiti a darvi tutte le notizie. A tra poco.
Ben ritrovati, buongiorno e buona domenica ancora a tutti voi. Vi abbiamo fatto vedere le immagini della reliquia del Santo che arrivava alla Basilica del Santo oggi 13 giugno, Sant'Antonio, la reliquia partita dalla Basilica della Salute, il suo viaggio scortata dal patriarca Francesco Moraglia fino a Padova, da Venezia a Padova, passando attraverso una benedizione in tutti i luoghi della salute, quindi l'ospedale dell'Angelo di Mestre, l'ospedale di Dolo, e poi ve ne saranno tanti altri, proprio la benedizione del Santo nei luoghi in cui più si è lavorato e più si è sofferto e si sta combattendo ancora contro questa pandemia che davvero ha cambiato le nostre vite, ha stravolto le nostre vite. Lo possiamo dire adesso che, come diceva il direttore generale Francesco Benazzi, in qualche modo stiamo iniziando ad uscirne. Io presento il nostro prossimo ospite, Tiziano Bosco, presidente del gruppo Panificatori Unascom Treviso. Buongiorno Tiziano. Buongiorno e grazie. Grazie a lei per essere con noi. Allora, c'è chi riparte e chi invece non si è mai fermato. Voi come panificatori non avete mai smesso di lavorare, anzi forse come i supermercati, soprattutto i supermercati di quartiere, siete coloro che davvero facendo probabilmente anche un grande sacrificio ci sono sempre stati per garantire insomma, la salute e il fabbisogno di tutte le persone. Allora, possiamo dire che è stato un grande sacrificio. Come ha vissuto questi 2 anni? È stato un grande sacrificio, sì, noi abbiamo continuato a lavorare, ma non è stato veramente, è stato difficile, anche perché devo ringraziare i nostri collaboratori, i collaboratori dei nostri panifici, dei nostri negozi, anche le ragazze che sono state sempre a contatto con i clienti, non sapendo chi avevano davanti, perché vabbè, conoscendoli, perché il nostro lavoro si rivolge a clienti comunque abituali, però non sai mai da chi può venire il contagio. Anche perché c'era il tema degli asintomatici, quindi tutti facevano un po' paura. Non sapevi bene, all'inizio non lo sapevi cosa andavi incontro, le leggi, le prescrizioni arrivavano un po' alla volta, e poi era il contrario di tutto, c'erano tutte queste cose strane. Poi dovete pensare che ognuno a casa ha una famiglia con delle persone anziane, genitori anziani, ma e anche dei figli giovani, piccoli, anche molto piccoli, e quindi una paura, ma comunque tutti sono venuti a lavorare lo stesso. Abbiamo dovuto allungare l'orario di lavoro per dare la possibilità a tutti quanti di poter usufruire dei nostri servizi. Abbiamo implementato il servizio a domicilio anche grazie delle associazioni di volontari. Quindi c'erano dei volontari. Adesso Bosco ha la sua attività nella zona di Viale Montegrappa, quindi siamo praticamente in centro a Treviso. Voi avete potuto beneficiare di volontari che portavano il pane? Delle associazioni di volontari che portavano il pane alle persone che erano a casa in quarantena o che erano malate, o anche persone anziane che non era il caso che si muovessero da casa, perché chiaramente era un periodo di emergenza, non sapevi bene a cosa andavi incontro. È stato un periodo molto molto duro, sinceramente. Ma senta, c'è stata più domanda di pane? C'è stato un periodo che la domanda di pane c'era e abbiamo avuto le nostre soddisfazioni. Ci sono stati dei clienti che ci hanno ringraziato, ci hanno portato dei doni, dei bambini ci hanno fatto la letterina con il disegno. È stata una bella soddisfazione, ci siamo sentiti anche importanti, gratificati da queste cose. Quindi perché le persone avevano voi come punto di riferimento, nel senso che forse era anche l'unica cosa che si poteva fare, era questa, sì, cioè l'approvvigionamento e quelle 2 parole che si potevano scambiare durante la giornata. Esatto, e tutte le persone erano in coda e si presentavano e avevano anche comunque bisogno di una parola, di un'informazione, di vedersi anche tra di loro. L'unica occasione era questa e è stato un momento molto difficile, ma anche non molto gratificante. Forse dalla parte del guadagno, forse no, sinceramente, perché qui dobbiamo un po' stigmatizzare quali erano dobbiamo aumentare i tempi di lavoro. Ci siamo muniti di mascherine, di plexiglass, di tutto quello che serviva e ci sono stati dei costi, però sì, diciamo che non si vive di solo pane e abbiamo avuto le nostre gratificazioni. Ci siamo sentiti veramente forse al servizio della clientela, veramente abbiamo
riscoperto il nostro rapporto, già lo sapevamo, un rapporto sociale con i clienti. Ecco, adesso parleremo di costi. Io intanto dico alla regia che dovremmo avere Valentina Visentin pronta dal Santo per un collegamento. A quando c'è mi avvisate e intanto noi andiamo avanti, così riusciamo anche a far vedere ai telespettatori qualche immagine dal Santo di Padova. Protocolli di sicurezza, ci diceva, avete fatto degli investimenti perché ad esempio il pane che una volta si prendeva con cosa che avete? Abbiamo una pinza o i guanti? Pinza, sì. Esatto, ecco, è cambiato qualcosa in questo senso? No, beh sì, è cambiato perché comunque soprattutto è cambiato l'ingresso di una persona alla volta nel negozio, il tempo. E poi sì, bisognava ogni volta cambiare i guanti, pulirsi le mani con il disinfettante. Quindi un investimento anche di presidi medici e poi controllare la febbre anche dei dipendenti, dei collaboratori. Sì, non è stato le visite mediche, non è stato un periodo facile. Però sì. Tra l'altro voi non avete avuto, proprio perché aperti, alcun tipo di sostegno, quindi queste spese in più non abbiamo avuto. E poi comunque a turno purtroppo abbiamo avuto anche noi dei casi all'interno delle nostre aziende e quindi nell'arco dei 2 anni, i 15-20 giorni abbiamo dovuto comunque chiudere. È successo a noi, ma è successo più o meno a tutta la categoria che hanno dovuto chiaramente chiudere per i motivi. Quindi lei ci sta raccontando, diciamo, del servizio, del rapporto con il cliente, ma nelle botteghe, nei vostri laboratori è cambiato qualcosa nel modo di fare il pane? Lei ci diceva magari procedimenti più lunghi? No, i procedimenti sono rimasti sempre quelli perché avete comunque noi abbiamo personale anche? Anche perché sinceramente avevamo anche paura del personale esterno. Ci sono arrivate anche proposte, ma non sai a cosa vai incontro, quindi il personale rimaneva quello, aumentavi solo l'orario di lavoro in modo che comunque anche ci fosse meno contatto tra il personale. Sì, abbiamo dovuto usare degli escamotage per poter continuare comunque a lavorare. Quindi davvero un grosso sacrificio. Torniamo da lei tra pochissimo perché, e così la guardiamo insieme, ascoltiamo la nostra Valentina Visentin che è proprio al Sant'Antonio di Padova. Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno Anna, sono qui sul sagrato di Sant'Antonio a Padova, una giornata di grande festa oggi nella giornata del nostro santo, una giornata che vi stiamo raccontando fin dalle prime luci dell'alba. Come vedete qui c'è tantissima gente, tanti fedeli e pellegrini che stanno seguendo la messa solenne, sta parlando il rettore della Basilica, lo vedete adesso Nicoletta Rizzetto ce l'inquadra sul maxi schermo, appena lasciato, ecco l'avambraccio, la reliquia dell'avambraccio che è appena arrivata dopo una lunga peregrinazio iniziata questa mattina, ha lasciato la Basilica della Salute dove si trova dal 1652 ed è arrivata finalmente a Padova per la prima volta. Dicevamo una lunga peregrinazio perché ha toccato dei luoghi simbolo, l'ospedale all'Angelo di Mestre, la chiesa di Sant'Antonio a Marghera, paese di grandi lavoratori, di industria, di impresa, perché lo sapete bene che Sant'Antonio è sempre stato protettore dei lavoratori, e poi il Covid ospita di Dolo. Finalmente pochi minuti fa è arrivata anche qui a Padova dove adesso si sta celebrando la messa solenne, una delle tante messe solenni che quest'oggi appunto si celebreranno qui a Padova. Vi stiamo raccontando questa giornata in diretta perché su Rete Veneta è iniziata all'alba questa giornata e ve la stiamo raccontando con le emozioni dei pellegrini che vedete sono tantissimi qui alle mie spalle, perché ovviamente all'interno della chiesa ancora si può entrare in maniera contingentata e quindi molti fedeli assistono alla messa nel sagrato e anche nei vari chiostri della Basilica del Santo. Tanta emozione, tanta fede, e per la prima volta abbiamo rivisto anche pellegrini stranieri arrivare qui in città per questo santo molto amato non solo in Italia, non solo a Padova, ma in tutto il mondo. Grazie Valentina, gentilissima. Allora buon lavoro a voi.
voi. Ovviamente se ci dovesse essere un altro collegamento a disposizione noi siamo qui. Intanto andiamo avanti con la nostra diretta a Sant'Antonio, patrono dei lavoratori, e quindi insomma ci fa ancora più piacere avere qui con noi come ospite un esempio di grande lavoratore, proprio perché appunto come panificatori non vi siete mai fermati. Ma tra l'altro il vostro lavoro è anche un lavoro estremamente difficile, avete degli orari che sono molto duri, voi vi svegliate all'alba per poter dare pane fresco tutte le mattine alle persone. Senta, come sta vedendo questa bagarre che c'è adesso sulla mancanza di lavoratori? Non si trovano lavoratori, soprattutto per i bar, per i ristoranti, perché gli orari sono duri, perché si lavora il sabato e la domenica. Come la vive lei che nella vita insomma sta facendo un lavoro molto, molto pesante? Beh, noi abbiamo sempre avuto questo problema perché la gioventù ormai non è più disposta a sacrificare il venerdì sera, il venerdì notte, perché noi cominciamo molto presto, cominciamo il venerdì notte per lavorare il sabato mattina. Perché il nostro lavoro viene fatto di notte soprattutto, è un lavoro, non è un lavoro duro, è un lavoro che dà anche soddisfazioni, perché lavorare con la materia viva, a levare gli impasti, proprio perché è vivo, a levare gli impasti dà una bella soddisfazione, dà la possibilità di crescere, però sì, gli orari sono vincolanti perché condizionano un po' la vita. Chiaramente alla sera bisogna tornare a casa presto, oppure magari qualche volta si può fare l'eccezione, perché chiaramente bisogna anche vivere e facciamo parte di una collettività, però sì, la maggior parte delle volte bisogna salutare e fare la parte di Cenerentola e tornare a casa. Senta, quindi lei ci sta dicendo che in qualche modo potrebbe esserci qualche problema legato al passo generazionale, cioè che non tutte le attività riusciranno a sopravvivere perché magari non ci sono così tanti giovani capaci di di assumersi questo tipo di responsabilità? Io credo che comunque anche questa pandemia, questo cambio di paradigma, questo cambio di modo di vedere le cose, di mettersi comunque di fronte a una realtà molto cruda, ha fatto cambiare la mentalità a tante persone, e quindi credo che sì, arriveremo a un punto di rottura, però alla fine troveremo sicuramente chi verrà a far pane, chi verrà al bar, chi arriverà al ristorante. E probabilmente non saranno tutti quelli che usciranno dalle scuole, perché dobbiamo dire che comunque gli istituti sia professionali che gli istituti alberghieri e le scuole stanno lavorando molto bene per formare degli studenti. Probabilmente non gli spiegano che nei nostri ambienti bisogna lavorare, nel nostro no magari, ma bisogna lavorare la domenica, oppure anche nel nostro caso abbiamo delle lavorazioni che vengono fatte la domenica, perché il lievito madre lo devi rinfrescare anche la domenica, gli impasti li devi fare anche la domenica, magari è solo un quarto d'ora, 20 minuti, un'ora, ma comunque ci dobbiamo essere sempre, un'altra tutti i giorni. Cosa che abbiamo notato, no? Un po' diffusa, nel senso che le persone anche quasi con una certa soddisfazione postavano su Facebook le loro fotografie del loro primo pane fatto in casa. Il lievito di birra è andato a ruba nelle corsie dei supermercati, le persone hanno riscoperto anche il piacere, costrette ovviamente per tantissimo tempo a casa, il piacere di fare, come dice lei, di lavorare la materia, di realizzare qualcosa. C'è stato un cambio di passo anche in questo senso, un ritorno un po' alle origini secondo lei, visto che siamo stati spogliati di tutto, dello sport, del cinema, del teatro, c'è un po' questo ritorno secondo lei e durerà? Io spero comunque che ci sia questa prova, questo modo di mettersi a contatto e provare la materia, provare a fare il pane, i dolci lievitati, mettersi alla prova e poter fare il pane in casa, perché così ci si rende conto com'è la realtà, perché il nostro lavoro, al contrario del cuoco piuttosto che
del cuoco, del pasticcere, no? E non è un lavoro dove c'è una ricetta il problema non è la ricetta, il problema sono i tempi e di entrare in sintonia con la materia. Questo è il nostro problema. Bisogna comunque... Come si diventa panificatori allora? Bravi panificatori? Ci vuole tempo, ci vuole passione, e poi entrare in sintonia, avere un feeling con la materia, non è capire e comunque dà una bella soddisfazione, sì. Nel mercato io so che voi state facendo anche delle indagini, no? Come un Ascom, per capire dove sta andando il mercato, che tipo di cambiamenti ci sono, perché anche il vostro è un settore in evoluzione, lo dobbiamo dire. Poi all'interno delle vostre botteghe si è iniziato a vendere un po' di tutto, quindi dal pane al latte, anche lei so che insomma vende anche altre cose, quindi di fatto sono diventate botteghe come piccoli negozi di vicinato. Sì, purtroppo il consumo del pane cala, tutti gli anni cala, siamo passati nel primo dopoguerra era quasi 1 chilo a testa, adesso siamo ai 40 grammi a testa, capite bene che su una popolazione, cioè con 40 grammi a testa pro capite di pane non è facile vivere, quindi abbiamo dovuto inserire tutto quello che era possibile, visto che comunque avevamo anche la possibilità, e non abbiamo comunque snaturato il nostro lavoro, perché rimane sempre quello il nostro lavoro, quello il nostro modo di lavorare. Però chi ha potuto ha aggiunto la caffetteria, chi ha potuto ha aggiunto una piccola ristorazione, e quindi abbiamo allargato il nostro... È quello il futuro secondo lei? Ma non è facile prevedere il futuro, perché anche adesso è cambiato tutto, non è più... Il futuro probabilmente sarà quello di ibridare le nostre aziende, di cambiarle, e qualcuno le ibriderà, farà ristorazione, farà caffetteria, pasticceria, magari, perché no, anche un'edicola piuttosto che una mostra di quadri, adesso non lo so. Quindi un servizio che oltre a dare il pane dà anche altre cose? Sì, perché il pane comunque è un prodotto di richiamo, è un simbolo di genuinità. Perché mangiamo meno pane secondo lei? Ma probabilmente... Perché c'è stata la guerra del carboidrato? Sì, è stato demonizzato il pane. Il pane è demonizzato anche perché è il prodotto più povero che si mette alla tavola, quindi preferiscono, per carità, si preferisce a promuovere qualche altro prodotto che magari costa un po' di più. Molto di più. Molto di più, sì, perché ma anche qualche integratore, ecco, sì. Mentre il carboidrato, che poi ci sono carboidrati, perché se parliamo di pane abbiamo il pane bianco, ma abbiamo il pane integrale, abbiamo dei cereali antichi, abbiamo dei frumenti che arrivano, dei grani che arrivano dalla Sicilia, dalla Basilicata, che sono dei prodotti eccezionali per quanto riguarda i sali minerali che hanno, ma hanno meno proteine, quindi meno glutine, e sono molto più digeribili. Poi usiamo lavorazioni molto lunghe sì, sono quelle che fanno parte del sacrificio del lavoro. Parte del sacrificio, ma comunque rendono un prodotto molto più digeribile e con meno zuccheri, quindi danno un indice glicemico minore. Ma questa è un'altra storia, credo che sia... Ma questa è un'altra storia, magari faremo una puntata dedicata proprio al lavoro, sarebbe sicuramente interessante farlo. Parliamo di prezzi, secondo lei si sono alzati, e se sì perché? Un problema di materie prime? No, per il momento i prezzi sono stabili, sono quelli di prima della pandemia, non abbiamo... non si sono alzati con il Covid i prezzi? No, i nostri prezzi no, non si sono alzati, abbiamo mantenuto... noi abbiamo anche questa sensibilità, questo ruolo sociale che non riteniamo opportuno alzare i prezzi, anche perché, come dicevamo prima, i 40 grammi di pane pro capite comunque non ci permettono, anche se alziamo il prezzo di qualcosa, piuttosto ecco, su altri prodotti magari riusciamo a ottenere qualcosa in più.
Un po' come avviene, no? Quando uno va a fare benzina, la benzina è quella e poi ci sono tutte le altre cose accessorie che vengono vendute che in qualche modo, aggiungono un po' il ricavo. E mi viene in mente questo parallelismo perché una volta, no, si facevano i servizi per raccontare quanto in un litro di benzina poi va al gestore di fatto, certo, no? Sì. Parliamo invece quanto può andare a voi rispetto al lavoro e al costo delle materie prime, cioè quanto guadagna un panificatore? Non è così facile. Perché è interessante anche raccontare che insomma nonostante l'aumento dei costi per voi e il grande lavoro che avete fatto spalmato in più tempo, voi avete scelto di non alzare i prezzi e questa è una scelta davvero encomiabile. Sì, è una scelta comunque che abbiamo ritenuto opportuno di mantenere, appunto per il discorso del ruolo sociale. Poi bisogna pensare che il costo maggiore sul materia finita del pane è dato dal lavoro, quindi il nostro 65-70% è dato dal lavoro. E quindi è un costo comunque che, visto che noi non abbiamo tantissimi dipendenti, è un costo che noi siamo quasi, abbiamo quasi piacere certo. perché abbiamo comunque un rapporto di amicizia quasi fraterno con i nostri collaboratori, che comunque continuiamo a ringraziare perché hanno fatto degli sforzi e dei sacrifici enormi in questo periodo. Grazie Tiziano. Allora io la invito a guardare insieme il servizio realizzato dalla redazione di Venezia con una interessante intervista alla CGA di Mestre, che da sempre fa un po' i conti in tasca agli italiani. Andiamo a vedere che cosa dicono, poi magari lo commentiamo insieme. Se con una mano ti danno i contributi a fondo perduto e con l'altra se li riprendono tutti indietro attraverso le tasse, per lo Stato non cambia nulla, ma per tantissime piccole attività la situazione economica peggiora enormemente, alimentando tra gli imprenditori il sospetto di aver subito l'ennesima beffa. Questo è quanto rilevato dall'ufficio studi della CGA. In sintesi, con i 2 decreti sostegni approvati nei mesi scorsi, il governo sarà chiamato a erogare a imprese e partite IVA 21 miliardi e 400 di contributi a fondo perduto. Per contro, le attività economiche verseranno all'erario quasi 19 miliardi di euro entro la fine di giugno per onorare le scadenze previste dal calendario fiscale. Questo significa che se molti titolari d'azienda riceveranno pochi aiuti e in ritardo, dovranno poi restituirli al mittente, cioè allo Stato, per pagare acconti e saldi di tasse varie. Oltre il danno la beffa. Se verosimilmente gli aiuti dei 2 decreti sostegni verranno bruciati per onorare le scadenze fiscali del solo mese di giugno, la CGA torna dunque a ribadire la necessità di un azzeramento del carico fiscale per l'anno in corso. Questo taglio generalizzato di tasse e imposte erariali infatti costerebbe al fisco tra i 28 e i 30 miliardi di euro. Una stima calcolata ipotizzando di consentire a tutte le attività economiche con un fatturato al di sotto del milione di euro di non versare per l'anno in corso IRPEF, IRES e IMU sui capannoni. Queste piccole aziende, in attesa della tanto agognata riforma fiscale, dovrebbero comunque versare le tasse locali, in modo tale da non provocare ulteriori problemi di liquidità a sindaci e governatori. Con un fisco più leggero, nella seconda parte dell'anno potrebbero operare con meno ansia, meno stress e più serenità. Allora Tiziano, il grande discorso delle tasse, no? Che poi in qualche modo si collega alle politiche del governo legate al lavoro e insomma anche a quello che può essere stato il ristoro nei confronti delle persone che non hanno potuto lavorare. Posso chiederle che cosa ne pensa e secondo lei come dovrebbero essere orientate le politiche del governo per quanto riguarda la tassazione del lavoro? Beh, come dicevo prima, noi abbiamo, le nostre aziende hanno pochi dipendenti e in ogni caso ci lavoriamo assieme, sono dei collaboratori preziosi e abbiamo il piacere, cioè troviamo giusto che siano retribuiti giustamente e forse sono, facendo i paragoni con altri stipendi, per i sacrifici che fanno, per gli orari che sono, io credo che abbiano una retribuzione che non sia adeguata.
però comunque l'azienda sostiene dei costi molto, molto importanti che sono veramente onerosi per quanto riguarda la tassazione che c'è poi sul lavoro. Esatto. Sul lavoro. E quindi ma credo sia una partita che potrebbe fare la differenza, perché si parla tanto di disoccupazione. Probabilmente riducendo la tassazione sul lavoro potremmo risolvere questo problema, perché magari se mi riducessero il costo, a parte il costo netto da dare all'operario, il salario netto va bene, però la parte della tassazione, dei contributi, quella è molto importante. Se venisse ridotta, magari un'azienda potrebbe assumere un operaio in più e quindi aumentare la forza lavoro. Quindi lei ci conferma che se la tassazione fosse inferiore, anche un'azienda come la sua, lei potrebbe permettersi una sì, certo, perché magari in certi periodi c'è, adesso magari lavoro con il caldo, le scuole sono chiuse, il cliente vanno al mare, girano per la montagna, magari c'è meno lavoro, ma in periodi di alto lavoro magari una persona in più farebbe anche comodo. Potrebbe aiutarci per sgraviare anche il lavoro degli altri. Grazie Tiziano, grazie davvero per la sua presenza, per aver accettato il nostro invito. Era interessante capire come avete lavorato e come è cambiato in qualche modo anche il vostro lavoro in tutto questo periodo. Tra l'altro, essendoci stati molti ristoranti chiusi, molte attività chiuse, alberghi chiusi, sicuramente avete avuto un calo che però immagino si sia compensato con la richiesta, insomma, la domanda delle persone che stavano più a casa. No, il calo c'è stato lo stesso? Il calo c'è stato, perché chiaramente le forniture dei ristoranti e dei bar abbiamo sentito la mancanza, anche perché Natale e Pasqua abbiamo perso granché lavoro, parecchio lavoro con i grandi lievitati, quindi con i panettoni e le colombe. Però sì, noi onestamente siamo l'ultima categoria che si può lamentare, perché comunque noi il nostro lavoro l'abbiamo fatto e quindi sì. Poi una cosa da dire è che abbiamo avuto delle buone soddisfazioni, perché come dicevamo prima, con i clienti, perché in quel momento sembrava fossimo gli unici. Adesso di la verità si sono di nuovo rivolti verso la grande distribuzione, verso i centri commerciali. Perché comunque onestamente lì trovano parcheggio, trovano tanti servizi che la città e la prima periferia non può dare. Tutte le comodità, esatto. Quindi su quello rimane un po' uno zoccolo duro nelle abitudini di consumo. Sì, quello è un problema. Bisognerebbe che comunque ci mettessero nello stesso piano, poter lavorare nello stesso piano. Quindi un'accessibilità diversa, no? Sì. Grazie Tiziano, davvero, per essere stato in nostra compagnia. Grazie. Presidente dei panificatori Unascom Treviso, grazie e buona domenica. Grazie a voi, grazie e buona domenica. Noi andiamo in pubblicità e poi parleremo di infermieri, di case di riposo, di sanità sul territorio e vi faremo vedere ancora tanti servizi. A tra poco. 13:10, buongiorno, ben ritrovati. Oggi è Sant'Antonio da Padova, 13 giugno, in diretta su Rete Veneta stiamo seguendo l'arrivo della reliquia che è partita proprio da Venezia, Basilica della Salute, è arrivata alla Basilica del Santo di Padova. Avete visto insomma le immagini di questo arrivo con il collegamento della nostra Valentina Visentina, abbiamo parlato di salute con il direttore Benazzi, poi abbiamo aperto una pagina legata al mondo dei panificatori, una categoria che non ha mai smesso di lavorare. Adesso ne apriamo un'altra, perché da più parti sta arrivando l'allarme che stanno mancando infermieri e quelli che ci sono non hanno contratti adeguati alle loro responsabilità. Io ringrazio e saluto i prossimi ospiti. Fabio Zuglian, segretario generale funzione pubblica della CISL. Buongiorno Fabio. Buongiorno e buona domenica. Grazie. Raffaella Da Ros, cooperativa Insieme Si Può. Buongiorno Raffaella.
Buongiorno a tutti voi. Allora, grazie intanto per averci atteso, davvero mi scuso se vi abbiamo fatto attendere, ma stavamo cercando di collegarci con Padova. Fabio, partiamo subito da te. Voi come sindacato avete denunciato la carenza di infermieri, soprattutto all'interno delle RSA, ma soprattutto la necessità che a questi infermieri venga adeguato il contratto nazionale, quello della sanità pubblica, per evitare che possano anche decidere di cambiare lavoro e scegliere altre strutture. È reale il problema di questa carenza di infermieri? Com'è la situazione? Ma io credo che sia assolutamente reale. Era un problema già noto prima della pandemia, nel senso che gli ordini professionali già da tempo segnalavano l'esigenza di aumentare i numeri per gli accessi all'università. Ci sono delle stime per le quali, valutando anche la media di infermieri ogni 100.000 abitanti, l'Italia ha una media del 6% a fronte di una media del 9% che è quella europea. E quindi gli ordini già prima della pandemia chiedevano, di aumentare gli accessi. In Veneto l'università ogni anno sforna circa 1.400 nuovi infermieri, a fronte di un fabbisogno stimato di quasi 4.000 all'anno. Cosa è successo durante la pandemia? Evidentemente, per far fronte all'emergenza, sono state autorizzate nel comparto della sanità pubblica, negli ospedali, una serie di assunzioni extra turnover. E questo ha ulteriormente impoverito il mercato. Era una figura già carente prima, se poi attraverso le assunzioni messe in campo da Azienda Zero sono stati assunti numeri importanti, questi lavoravano, in una buona percentuale di questi lavoravano nelle strutture territoriali. Quindi oggi l'emergenza riguarda in particolar modo il settore della cooperazione, ho visto che c'è collegata una dirigente di una cooperativa, e le case di riposo. Noi, nel senso, non so, soluzioni nell'immediato bisognerà insieme individuarle, quelle che potranno essere. La proposta che noi stavamo facendo come CISL è che gli infermieri vengano assunti tutti dal sistema sanitario regionale, in quanto diciamo che quell'area contrattuale è quella che offre maggiori garanzie, maggiori tutele, anche dal punto di vista economico, un salario più dignitoso rispetto a quello che offrono gli altri. Quindi un inquadramento nel contratto di sanità pubblica. È proprio il contratto, è quello del comparto della sanità pubblica, peraltro è il contratto che meglio risponde anche a quelle che sono le esigenze peculiari del servizio che gli infermieri offrono. Raffaella, cooperative, avete denunciato anche voi questo problema? A rischio la sanità sul territorio? Mi vengono in mente ad esempio le medicine di gruppo, tutti i servizi di assistenza domiciliare. Dal vostro punto di vista qual è il problema? Il problema è drammatico in questo momento, perché appunto soluzioni non ce ne sono, e perché diversi infermieri stanno lasciando i servizi gestiti dalle cooperative sul territorio a favore delle aziende pubbliche, dell'azienda ULSS principalmente, oltre al fatto che stiamo subendo un po' quota 100, quindi un po' di esodo dovuto al pensionamento, sfruttando questa possibilità, e qualcuno magari ha chiesto di trasferirsi per avvicinamento alla propria residenza. Ma maggiormente le persone che si stanno perdendo le stiamo proprio perdendo perché in direzione ULSS, a seguito dei vari concorsi fatti dall'Azienda Zero principalmente. Quindi secondo lei, se ci fosse, come dice Zuliano, un inquadramento comunque con un contratto diverso, le cose potrebbero cambiare? Cioè, se la figura degli infermieri fosse inquadrata in maniera diversa, tale da non far loro preferire, no, di finire in ospedale piuttosto che seguire i servizi sul territorio, cambierebbero le cose?
fondamentalmente mancano persone con la qualifica di infermiere. È vero che l'inquadramento all'interno di una contrattuale, all'interno di una cooperativa è diverso rispetto a quella dell'azienda pubblica, è altrettanto vero comunque che in questo periodo tutte le cooperative hanno adeguato i loro contratti riconoscendo agli infermieri uno stipendio diverso rispetto al minimo contrattuale. Senta, di quanti infermieri stiamo parlando secondo lei? Cioè, possiamo dare una misura del fenomeno? Di questa fuga, no, verso gli ospedali? Io credo che nella nostra, per i servizi al territorio, soprattutto nell'RSA, siamo carenti di circa 200 figure professionali. Noi in un anno e mezzo ne abbiamo perso 50 di infermieri, è un numero elevatissimo. E in questo momento siamo arrivati al capolinea rispetto al riuscire ad integrare chi se n'è andato con figure professionali che trovi nel libero mercato. Non c'è più disponibilità neanche di liberi professionisti in questo momento. Quindi possiamo anche immaginare che sia un percorso che visto che insomma tantissime persone adesso verranno lasciate fuori dal mercato del lavoro, possiamo pensare che sia un percorso con l'adeguata formazione che potrebbe essere intrapreso, visto che si tratta di un segmento del mercato del lavoro in cui c'è domanda. Io credo che può, anzi è una professione secondo me molto bella, che dà molto, e quindi mi auguro che il loro incremento possa anche far sì che soprattutto i giovani lo scelgano come professione per loro. Il problema poi va a cozzare rispetto al numero chiuso esatto. E questo è un problema. L'anno scorso o 2 anni fa hanno chiuso la sede di Università a Conegliano e quindi ulteriormente i numeri si sono ridotti. È importante che venga fatta una valutazione puntuale sulle necessità del futuro. Però in questo momento è altrettanto urgente trovare una soluzione a questa grave situazione di mancanza che sta e potrebbe mettere a rischio in maniera importante i servizi erogati sul territorio a partire dalle case di riposo. Quindi case di riposo, ma anche ad esempio i servizi di prelievi, i servizi di assistenza domiciliare, quindi oltre alle case di riposo c'è un sistema di medicina. Un sistema. Esatto. La disabilità, la salute mentale, c'è un mondo che urla, in questo momento qua, sostegno, collaborazione, aiuto rispetto alla ricerca di queste figure professionali. Giuliana, come vi muoverete in questo senso per portare avanti la vostra proposta? Avete intenzione di aprire un tavolo con la Regione? Cioè, come si fa a fare lobby, diciamo, su questo tema? Ma io vorrei solo focalizzare un po' l'attenzione sul fatto che, proprio mancando sul mercato, anche le università, che non credo oggi siano neanche dal punto di vista logistico nelle condizioni, andrebbe triplicato il numero, ma anche un aumento del 20% degli accessi sarebbe difficile da gestire, però lì bisognerà lavorare per i prossimi anni. Considerate che l'aumento oggi porterà effetti fra 3 anni, perché dura 3 anni il corso di laurea. Io prima ascoltavo e effettivamente il dato ad esempio delle case di riposo, sono circa 54 le strutture nella provincia di Treviso. Siamo arrivati al paradosso, adesso che ci sarebbe la possibilità di riaprire gli accessi, che se non sono presenti un numero, perché la norma è la legge 22, peraltro è di 20 anni fa, e francamente diciamo gli standard previsti per quanto riguarda la figura infermieristica, diciamo che le strutture non possono permettersi di rispettare, diciamo, gli standard minimi, perché quegli standard là erano stimati 20 anni fa, quando, diciamo, la complessità assistenziale degli utenti era molto diversa. Oggi i datori di lavoro ci dicono che devono comunque prevedere un numero di infermieri superiore a quelli che sono gli standard
che servono poi per accreditare la struttura, ma se non hanno gli infermieri sono costretti a non coprire integralmente i posti letto. Il paradosso è che gli utenti non autosufficienti o saranno mandati a casa dai propri familiari, qualora questo sia possibile, o dovrà farsene carico il sistema sanitario. Allora, quando io dicevo l'applicazione del contratto sanità, come diceva la dirigente prima della cooperativa, non è una questione economica, perché è chiaro che i datori di lavoro più lungimiranti cercano di fidelizzare i lavoratori che hanno, gli infermieri che hanno, proponendo anche degli aumenti economici che vanno oltre quello che è previsto dall'area contrattuale. Ma è solo la sanità che è in grado oggi e che ha un numero di infermieri, sono circa 23.600 e il dato è del 2019, gli infermieri che sono presenti nel sistema sanitario regionale. Io credo che adesso bisognerà sedersi a un tavolo per capire innanzitutto in emergenza come ottimizzare la figura dell'infermiere, perché molti infermieri ad esempio hanno delle competenze che sono di carattere amministrativo, quindi un'azione potrà essere quella di aumentare il numero degli amministrativi, metterli a disposizione delle unità operative assistenziali, togliere agli infermieri tutte quelle attività burocratiche che possono essere svolte da personale amministrativo e vedere all'interno del sistema sanitario che nell'emergenza possa crearsi una task force di infermieri che possano andare a supporto delle strutture sul territorio. Io questa la vedo come soluzione, che è un palliativo, non è la soluzione, però questo consentirebbe di in qualche maniera garantire quei servizi che diventano assolutamente indispensabili. E il Covid ci ha messo di fronte, no, questa realtà di quanto importante è i servizi sul territorio, no, legati alla salute. Certo, dovrebbero essere anche implementate quelle figure proprio infermieristiche che hanno un ruolo fondamentale. Anche lì, altro elemento importante è di vedere quelle che sono le competenze dell'infermiere. L'infermiere oggi ha un percorso universitario, ha la possibilità di avere anche delle specializzazioni, ma sostanzialmente è limitato rispetto a quelli che sono i compiti che può esercitare in maniera, come posso dire, esclusiva. Ad esempio, faccio un esempio banalissimo, la tachipirina, che è un farmaco da banco che può essere somministrato anche ai neonati, l'infermiere non può prescrivere nemmeno la tachipirina se avesse un anziano o comunque una persona con la febbre alta, non può nemmeno quindi è chiaro che questa operazione deve essere gestita a livello nazionale al Ministero, ma poter implementare le competenze dell'infermiere potrebbe dare risposte anche per i servizi territoriali, e così come bisognerà rivalutare la figura dell'operatore sociosanitario, non come ha fatto la Regione Veneto con una delibera, deve essere gestita a livello ministeriale e poter implementare le competenze attraverso percorsi formativi e acquisizione di nuovi crediti formativi potrebbe liberare l'infermiere di alcune incombenze che oggi sono una sua esclusiva responsabilità. Va anche valorizzato, perché l'infermiere autonomamente non può nemmeno effettuare la libera professione se non all'interno dell'equipe dove è presente anche il medico, e va comunque valorizzato anche dal punto di vista economico. Io credo che anche il contratto della sanità oggi non riconosca economicamente quello che dovrebbe percepire un infermiere rispetto alle grandi responsabilità che oggi ha nell'esercizio delle proprie funzioni. Quindi bisognerà lavorare molto anche su questo fronte. Abbiamo la fortuna che probabilmente riusciremo a rinnovare il contratto della sanità anche in tempi accettabili, e là dentro potremo anche trovare gli strumenti per cercare ulteriormente di valorizzare questa figura. Però insomma, è chiarissimo. Io vedevo anche tra l'altro annuire Raffaella in vari passaggi che lei ha fatto. In più sta arrivando l'estate, anche gli infermieri dovranno andare pure in ferie, e chi li sostituisce? Ecco, e chi li sostituisce? Le ferie. Raffaella. Sì, diventa veramente problematico, sta diventando problematico. Noi stiamo chiedendo grossi sacrifici agli infermieri, a partire dagli orari più strani, spezzati, vieni la mattina, poi pomeriggio, poi ritorni alla sera a dare la terapia, e quindi il sacrificio e comunque la responsabilità che si sentono addosso queste figure professionali è tanta, e il loro impegno
impegno è al massimo, però non possiamo pretendere oltre a quello che stanno già da tanto dando. Ecco, io voi siete disposti, leggo, Raffaella, mi perdoni, a ragionare insieme alla Regione su questo? Chiedete un tavolo? Sì, con tutte anche a partire insieme alle organizzazioni sindacali, perché io ritengo che le soluzioni individuabili da subito potevano e possono essere due. Uno, la valorizzazione della figura dell'OS a supporto dell'infermiere, perché stiamo parlando di grosse carenze, no? Di personale infermieristico in piccole attività demandate all'infermiere, ma che con una certa preparazione possono essere comunque gestiti anche dagli operatori sociosanitari se congruamente formati. La seconda è utilizzare lo strumento della ricerca di personale all'estero, così come prevede anche il milleproroghe, e su questo URIPA un po' il coordinamento e dei direttori delle case di riposo e dei presidenti dei vari enti delle case di riposo del Trevigiano un po' stanno chiedendo di poter accedere a questo strumento e poterlo anche prorogare nei tempi, perché è prevista la possibilità di utilizzare figure professionali iscritte al proprio albo anche provenienti da paesi extra UE, quindi accedendo a personale estero, insomma, e però fino al 31 dicembre stiamo chiedendo che questo venga prorogato. Per noi cooperative, ma enti che si trovano a gestire questi servizi, è essenziale che venga costituita almeno una linea, una cabina di regia per dare delle linee di indirizzo comuni, perché stiamo andando a macchia di leopardo a recuperare personale nei vari paesi, quindi a contattare consolati piuttosto che referenti sanitari dell'Albania, del Marocco, dell'Ucraina, e quindi ci stiamo attrezzando un po' ciascuno per conto proprio. Io credo che se il problema è un problema che riguarda la sanità pubblica, dobbiamo insieme farcene carico e trovare delle soluzioni insieme a garanzia del servizio, che è un servizio essenziale all'interno dei servizi del territorio. Certo, è assolutamente un servizio essenziale. Dicevamo che la pandemia ha messo davanti agli occhi di tutti questa realtà che è diventata di fatto evidente. Io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, abbiamo lanciato un tema che sicuramente raccoglieremo e torneremo a parlarne anche nei prossimi giorni, provando anche a parlare proprio con la Regione. Se ci dovessero essere delle novità di aperture di tavoli su questo, siamo a disposizione per raccontarlo. Grazie a Fabio Zugliana, segretario generale funzione pubblica della CISL, grazie a Raffaella Daros, cooperativa Insieme si può. Grazie davvero per essere stati con noi, arrivederci. 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 Questa è la nostra edizione straordinaria, sapete che la domenica si chiude prima, quindi terminiamo qui, torna l'informazione su Antenna 3 a partire dalle 19:30 con questi e molti altri contenuti. Grazie per essere stati in nostra compagnia, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Dopo tutta una settimana segnata da condizioni variabili, nel weekend l'anticiclone riuscirà a espandersi mettendo fine a temporali e aprendo una fase più stabile. Vediamo dunque la situazione nel dettaglio. Sul Veneto, situazione di domenica 13 giugno decisamente buona, tanto sole un po' su tutti i settori della nostra regione, con il cielo che sarà sereno e sgombro da nubi, salvo per occasionali addensamenti ma del tutto innocui. Clima caldo con valori sopra la media del periodo, temperature minime tra 17 e 22 gradi. Per quanto riguarda invece le massime, la colonnina di mercurio arriverà a toccare i 33 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo poche novità, ampio soleggiamento, cielo limpido o velato e senza piogge. Temperature minime tra 16 e 19 gradi, massime sui 29-31 gradi. Infine un
sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui sarà asciutto ovunque, con tanto sole, salvo per isolati annuvolamenti, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime intorno ai 19 gradi, massime infine sui 32 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antenna 3. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.